Per quanto riguarda invece il problema sicurezza, qua a Portogruaro la videosorveglianza c'è, però non è stata sufficiente. Ma guarda, per la videosicurezza io sono abbastanza contrario alle telecamere che spiano i cittadini, non sono di questo avviso. Bisogna appunto creare una politica a lungo termine dove formare i cittadini, Oggi Portogruaro è una multietnia che bisogna certamente creare delle direzioni, creare dei progetti perché crescano civilmente, che crescano in maniera omogenea nel popolo veneto, nelle tradizioni del popolo veneto, che capiscano quali sono parliamo sempre degli extracomunitari che sono venuti nel nostro paese, bisogna si rendano conto per essere cittadini di Portogruaro, bisogna formare i cittadini di Portogruaro, farli capire dove abitano, cosa vogliamo, quali sono le tradizioni italiane, quali sono le tradizioni venete. Questo è far politica in consiglio comunale e fare anche amministrazione in consiglio comunale. Bisogna lavorare tanto, io non capisco tanti giovani che si sono iscritti nelle liste elettorali cosa credono che gli aspetti. Aspettano dei sacrifici enormi, dei sacrifici di tempo e certamente di studio, perché devono creare una città del futuro. Tu hai appena parlato di extracomunitari, diciamo di un problema di integrazione, no? Come vedi te la questione dei parcheggiatori abusivi che stanno di fronte all'ospedale in altre zone di Portogruaro? Ecco, è questo che volevo arrivare nel mio concetto di cittadino di Portogruaro come un cittadino di un'altra città. Bisogna formarli. Purtroppo questa gente, queste persone, perché sono persone alla fine, arrivano qua con degli imbrogli, con degli inganni, non hanno nessuno che li aiuti, ed ecco per questo che ritorno alla questione dell'oratorio, dove lo spazio, l'ampio spazio che c'è, potrebbe servire appunto a delle aule didattiche, alle aule di formazione per arrivare all'integrazione. All'integrazione non si arriva dall'oggi a domani, bisogna prima creare una fiducia reciproca con queste persone che arrivano da villaggi dell'Africa, di altri paesi, bisogna creare prima uno stato di amicizia tra noi e loro, cioè di fiducia. E in questo punto, quando arriva la fiducia in se stessi, cioè una fiducia pari da uomini, e da uomini intendo uomini con gli attributi, allora noi possiamo certamente formarli nei mestieri che ci mancano, nei mestieri dei piccoli artigiani che non ci sono, dove andiamo a riparare una bicicletta, faccio un esempio, dove andiamo a saldare un tubo, non si può più andare avanti di questo passo, per cui queste persone che possono dedicarsi ai piccoli problemi domestici, noi potremo sicuramente avvalersi di queste persone. Dobbiamo fare delle piste ciclabili, c'è tanta manodopera, la manutenzione delle cose comunali, però prima dobbiamo arrivare a uno stato di amicizia reciproca e di fiducia reciproca. Questa è l'integrazione. Ma se la Chiesa vuol liberarsi di uno spazio nel quale possiamo sicuramente trovare alloggio questi nostri, chiamiamoli fratelli di percorso, perché sono qua e dobbiamo accettarli in qualche modo, o li mandiamo via subito o altrimenti li dobbiamo integrare. Dobbiamo fargli capire che a Portogruaro ci sono delle regole, come in tutte le parti del mondo ci sono delle regole che devono rispettarle, ma questo io l'ho provato perché sono amico di
4 o 5 ragazzi della Nigeria, i quali prima di tutto hanno bisogno della fiducia. La fiducia, attraverso l'amicizia, noi possiamo arrivare alla vera integrazione, però la Chiesa non deve abbandonarci con l'unico luogo che abbiamo nel centro storico in cui loro possono trovare questo conforto, il conforto di arrivare ad essere dei veri cittadini di Portogruaro, dei cittadini con senso civico, e mi pare che quelli che qua a Portogruaro girano al mattino li vedo di buon'ora che vanno anche a lavorare. Certamente se non trovano un lavoro nobile, un lavoro adatto e dignitoso, devono in qualche modo mangiare. E allora ecco che la questione della videosorveglianza è sempre e dipende da noi. Per concludere, ci apprestiamo ad andare a votare per il rinnovo del Consiglio Comunale qui a Portogruaro, ma anche per il rinnovo del Consiglio regionale in Veneto. Qual è la tua, se ne hai una, indicazione di voto per quanto riguarda il Consiglio regionale, un consigliere che meriterebbe la fiducia dei portoguaresi? Ma guarda, tu mi spiani la strada in questo modo. Zaia ha già vinto. Zaia è dato dal 61 al 63%, per cui la fa a mani basse, e abbiamo un consigliere regionale, il presidente regionale, il governatore della Lega. Abbiamo la provincia della Lega. Se facessimo l'Amplen faremmo anche il centrodestra a Portogruaro e magari con molti consiglieri della Lega. Questo sarebbe l'Amplen per noi, per cui con molta più facilità ricercare dei fondi per gli investimenti e tante altre cose. Essendo più vicini al potere regionale potremo dare le indicazioni invece di essere schiacciati dalla Friuli e ignorati dal Veneto, perché è sempre stata così. Questo territorio di confine non sappiamo mai se è pesce o se sia carne. Ad ogni modo adesso credo che anche con la mia elezione potrei fare da mediatore sicuramente con la Lega Nord attraverso un consigliere che è stato identificato in Consiglio regionale Veneto come non il consigliere Stival ma il consigliere del Veneto orientale, per cui Stival sicuramente è un buon messaggero, è una buona pedina per il nostro territorio.